Che la domenica. Cari amici, ben ritrovati qui a Diversamente Veneto, e un giorno dopo l'altro i nostri appuntamenti arrivano che stiamo scoprendo il Veneto, e proprio qua oggi io vi porterò alla scoperta dei cimbri, alla scoperta di quel mondo diciamo poco conosciuto ancora nel Veneto. Lo conosce solo chi lo vive, ma anche chi lo è discendente. Infatti qua in studio oggi c'ho il mio caro amico Stefano. Stefano, benvenuto. Watantak in Alian, buongiorno a tutti. Come si dice in cimbro? Watantak in Alian. Proprio di quello oggi ne parleremo, Stefano. Tu da discendenti dei cimbri, principalmente della Lessinia, oggi gli scopriremo proprio tutto. Sì, scopriremo i cimbri della Lessinia, ma ci sono i cimbri anche in altre parti del Veneto, l'altopiano di Asiago, nel Consiglio. C'era tutta una regione, una parte del Veneto dove era presente questo popolo, era presente, che oggi purtroppo si sa ancora poco ed è ancora sconosciuto dai molti, ma una parte diciamo dei veneti, diciamo una buona percentuale di veneti hanno nel proprio interno sangue cimbro. Ascoltami, visto che è così, oggi ne parleremo principalmente dei cimbri di Badia Callavena. Sì, nella Alestal, nella Val di Lasi, Badia Callavena era un comune cimbro. Purtroppo il cimbro, questa lingua, non si parla più a Badia, si parla solo nell'ultimo borgo della valle, a Giazza, ancora poche persone lo sanno, ed era un comune che è nato proprio da una popolazione totalmente cimbra germanica. È un paese piccolino, sono andata alla scoperta e vediamo da dove nasce tutto. Guarda cosa ti ho fatto vedere che ho incontrato in queste ricerche, Stefano, guarda. Beh ragazzi, oggi siamo a Badia Callavena. Vi porterò dal mio amico Don Giuseppe, che vi faccio raccontare un sacco di storie di questo chiostro. Qua scopriremo i cimbri, scopriremo i bogoni, tanti. Venite con me, venite, andiamo a trovare il Don. A Badia Callavena siamo comunque dall'altra parte della Lessinia, ma sempre nel Veronese. Guardate che spettacolo. Buongiorno Don Giuseppe, come sta? Tutto bene? Abbastanza bene. Questo posto meraviglioso qua, dove siamo? Intanto vi do il benvenuto, come dicevo prima, benvenuti alla Badia della Callavena. Che cos'è la Callavena? È quel comprensorio vasto che da Tregnago sale verso i monti, perciò la Badia è proprio l'abbazia presente in questo comprensorio che praticamente dà il nome al paese stesso. È da qua che parte tutto allora, sì, perché è dall'abbazia. Perché l'abbazia effettivamente era a conduzione feudale totalmente. In che senso? Praticamente decidevano un po' vita, morte, crescita e tutto quanto. Era tipo il Parlamento del paese? Sì. Là sopra il cocuzzolo del monte sì, c'è la torre, sì. Sì, c'è una torre. Ecco. È da lì che parti? Lì praticamente è la sede della prima abbazia, perché nel 1040 il vescovo Valterio, il vescovo di Verona, decide di costruire là sopra una residenza estiva. Una residenza che di fatto non adopererà mai, perché preferirà sempre fermarsi ai piedi dei monti, a Monteforte. La resta vuota per 10-12 anni. Nel 1068 praticamente chiamano i benedettini perché possono abitare questa residenza estiva. Sembra che i benedettini di Badia siano stati chiamati da Gusperino per venire ad abitare questa residenza estiva. Questi archi dell'abbazia ha un perché che è fatta così? Praticamente parte da là il tutto, 1040, 1068 vengono i benedettini, la vita là sopra era grama, loro vivevano di questue, questuavano il frumento, questuavano il fieno e molto spesso la storia dice che il carro per portarla sopra il tutto cadeva nel bosco. L'abate Simone praticamente decide di portar giù
l'abbazia da là sopra. Vengono giù ai piedi del monte, qua c'era una corte quadrata, non aveva chiostro, non era sede abbaziale. Decidono di portarla giù e si chiamerà Abbazia dei Santi Pietro, Vito e Modesto quando scende qua giù. Scesi dal monte, si stabiliscono, dopo c'è un intervento brutto, la peste nera decima parecchia popolazione e anche i frati sono rimasti in due. Da due ne muore anche un altro, cominciano le commende. Ma è iniziato il declino perché c'era troppe nomine, Don Giuseppe, poi c'è stato... No, la peste ha creato la premessa del declino. Nel declino, cominciato nel 1348, cosa succede? Praticamente, prima due, dopo uno solo, lo trasferiscono alla Pieve di Tregnago, quest'unico che è rimasto. Qua non resta più nessuno. Rimane vuoto, abbandonato? Rimane vuoto. Riprenderanno il tutto quando nel 1424 viene nominato un abate, Maffeo Maffei, che era anche architetto. Quando viene vuole riportare l'abbazia allo splendore iniziale. Cioè, in queste mura hanno visto un sacco di storia che ha creato praticamente la storia del paese, queste mura. Esattamente, è per questo che ha dato addirittura il nome al paese. Badia significa abbazia. Ma guarda te. L'abbazia presente nella Calavena. Ma ascoltami, sti benedettini, visto che eravamo qua, che siamo a Badia, ma che legami avevano con quelli che erano i cimbri? Perché noi siamo in terra cimbra qua, la cultura cimbra inizia qua. Sì, esattamente. Adesso troviamo nei cognomi proprio il segno della presenza cimbra. E tra i benedettini e i cimbri, com'è che si... Cioè, perché i benedettini non penso che esistevano da dove arrivavano. Hanno chiesto fin dal primo momento dei preti che parlassero la lingua tedesca per poter realmente dialogare con questi cimbri. Don Giuseppe, io la ringrazio di mi aver raccolta. Grazie. Ci rivediamo, è stato un piacere. Grazie a te, la porta è sempre aperta. Grazie mille, Don Giuseppe. Beh amici, che meraviglia, stiamo scoprendo un mondo secondo me meraviglioso, perché quando camminavo per il Veneto che ho scoperto l'esistenza di questo popolo veneto ma di origini germaniche, e questa cosa mi ha suscitato la curiosità, Stefano. Tu pensa che nel 1500 è arrivato un prete chiamato dagli abati di Abbadia Calavena e questo non conosceva il cimbro, la gente si è ribellata e hanno dovuto prendere per forza un prete tedesco che parlasse la lingua del popolo, perché dicevano che solo gli adulti erano bilingui, siamo intorno alla metà del 500, mentre le donne e i bambini parlavano solo tedesco. Beh, e non solo, perché a proposito di diciamo, conflitti, ce ne sono stati conflitti tra i cimbri e l'Abbadia? Guarda, i cimbri sono arrivati nella metà del 200, a partire dalla metà del 200, poi sono stabilizzati grazie ai masi affidati loro dall'abbazia e nel tempo ovviamente sono aumentati di numero, ogni maso pagava le decime, cioè la decima parte dei raccolti la consegnava ai frati e anche pagava l'affitto del maso. E crescendo di numero sono aumentati, ovviamente hanno messo a cultura nuove terre, cosiddette terre novali ricavate dal bosco e a un certo punto i frati facevano pagare le tasse anche su queste terre e lì è iniziata la rivolta. Si sono ribellati, c'è stata una causa che è andata avanti per 300 anni dove gli abitanti di Badia non volevano riconoscere su queste nuove terre che hanno ricavato dalle rocce, dai boschi con la propria fatica, con il proprio sudore, hanno ricavato delle pezzi di terra da lavorare e non volevano riconoscere appunto le decime e quindi le tasse. A proposito di questi pezzi di terra, a proposito di questa terra rocciosa, come abbiamo visto là sopra, dove nasce la prima abbazia, giusto? Sì, è sulla roccia, proprio sulla pietra dedicata proprio a San Pietro. Allora andiamo a vederla, questa roccia, questa pietra, andiamo a vedere questo monte. Guarda Stefano. Io ero con Don Giuseppe prima, lui mi ha raccontato che qua sopra c'è... partiva da qua l'abbazia. Il primo insediamento del vescovo Valterio nell'anno 1040 è stato fatto proprio in questa località qua e su questo insediamento poi è stato costruito il primo monastero che adesso è andato distrutto, col tempo è andato distrutto. Adesso troviamo la chiesa di San Pietro che era il primo
santo del monastero. Adesso l'abbazia è dedicata a Vito, Modesto e Crescenza, tipici santi dei benedettini. Io so che voi qua siete fortunati perché di qua c'è passato addirittura un papa. Certo, Papa Lucio III, alle calende di agosto del 1183 è stato ospite proprio quassù ed è stato lui che ha consacrato quella chiesa a San Pietro, che era una delle 5 chiese dedicate a San Pietro che Papa Lucio III aveva consacrato. È vero che questo Papa Lucio, vero Lucio III. È passato di qua, ma perché fuggiva? Certo, Scappava? era stato eletto qualche mese prima e è dovuto fuggire da Roma perché per i subbugli che c'erano stati di contrasti, come capitava allora, ed è stato ospite al Duomo di Verona. Questi cimbri con l'abbazia, che rapporto aveva? Avevano un rapporto molto particolare perché sono arrivati in Lessinia, prima nella parte orientale confinante con l'altopiano di Asiago e poi successivamente anche qua, come uno scambio di popolazioni tra le varie abbazie benedettine, quella più importante è quella di Benedetto Boerna vicino a Monaco. E i documenti dicono tempore famis, cioè in momenti di carestia. Adesso che ho raccolto i bogoni, andiamo dalla Nicoletta. E sei brava a cucinare i bogoni? Molto brava. Allora andiamo a portare. Aspetta che prendiamo una ciotoletta. Penso che vada. Bruno, ci vediamo dopo, che adesso vado a cucinarli. Va bene. Ti spiego me come si è fatto, come si fa i bogon. Va bene. Andiamo. Jesus! Ascolta, la prima cosa che si fa quando cucini i bogoni? Prima si raccolgono, si spurgano, vanno lasciati 4-5 giorni a spurgare, bisogna far bollire l'acqua e vanno buttati dentro quando l'acqua bolle. E cosa stai facendo lì adesso? Questa è la mosa, E che cos'è la mosa? un piatto tipico, povero, tipico della nostra zona. Che arriva dalla cultura cimbra, mi dicevano. Bravissima. Ascolta, cosa va dentro la mosa? Ci va latte, acqua, farina, polenta e sale, basta. E qua praticamente non deve fare i grumuli, vero? Bravissima. Quelli lì sono i bogoni già preparati che hai fatto, questi qua che Bravissima. ha fatto vedere. Che hanno un ripieno con del pane grattugiato, aglio, prezzemolo, sale, pepe, un giretto d'olio, un po' di burro. Metti un po' di burro Sì. dentro così? Sì. Ok. Lo sporchi un pochino, poi ci va il mollusco e poi ci va un po' di pane grattugiato che ha già l'aglio e il prezzemolo È già all'interno, condito. sale e pepe certamente, e un altro pochino di burro sopra, che così lo mantiene bello morbido. E sta lì per quanto? 10 minuti, un quarto d'ora. Viene fatto un soffritto di cipolla aglio, vengono messi i bogoni a pezzettini, sale e pepe, aromi vari, si può mettere un po' quello che si vuole. Allora, prima c'era quella col sugo di tartufo che avete fatto, giusto? Sì. E adesso saltiamo le nostre lasagnette. E questa invece è la mosa. Questa è la mosa, E dopo fai una grattatina di... un po' di semi di papavero e un po' di ricotta affumicata.
abbiamo le lasagnette con il tartufo, abbiamo i bogoni, queste gratinate col burro, col pane, con l'aglio e l'ingrediente segreto. Poi abbiamo il bogone in umido e qua noi abbiamo il piatto forte, che è quello che ricordano moltissimi cimbri. Bravissima, la mosa. La mosa, questa qua praticamente è con la ricotta affumicata e questi invece con i semi di papaveri. Sì. Andiamo a vedere se è buono. Chiamiamo la troops. Ragazzi, a tavola, su che mangiamo! E i miei State un drink, alle sperma un Gasut! Gasut Nicoletta! Salute. Salute! Beh amici, come avete visto prima, noi siamo oggi andati in Lessinia, stiamo scoprendo i cimbri. Però, caro Stefano, tu che sei qua in studio, c'è scritto addirittura un libro che parla dei toponimi, racconta un po' l'influenza dei cimbri, ma anche quello che c'era già nel Veneto. Sì, questo è un libro, Nomini raccontano una storia. Fai fare vedere ai nostri amici. Sì, è una ricerca che ho fatto da tanti anni, mettendo insieme documenti, antichi atti notarili, ricerca sul territorio, cioè di ogni nome che ha il territorio ho ricostruito la sua storia, da quando è apparso per la prima volta quel nome fino ai nostri giorni. Ed è stato un lavoro molto certosino, che ha comunque dato mettendo in evidenza come il nome è un po' l'identità di un territorio, e dietro il nome ci sono leggende, c'è storia, c'è tutto dietro il nome. Un po' tutto quello che abbiamo visto bene o male quelle cose dette sono qui raccolte, però partendo dal nome si ricostruisce la storia, quindi il nome racconta la storia. Anche perché poi ho visto che l'affluenza dei cimbri ci sono state per le feste, per la gastronomia, ma loro comunque sono arrivati in un territorio che c'era già una tradizione, una gastronomia, hanno unito queste due cose. Ma guardi, una volta, oggi le migrazioni vengono dal sud del mondo verso il nord del mondo. Nel passato, nel Medioevo, le migrazioni venivano dal nord del mondo verso il sud, tutti volevano venire verso l'Italia e verso il Veneto in particolare. Il Veneto si sono fermati diversi popoli germanici, slavi, eccetera, sono rimasti qui ad abitare nel Veneto. Ecco, i cimbri sono arrivati, chiamati anche dagli scaligeri, dai signori del luogo, anche per popolare e per sviluppare le zone più periferiche. Badia era già una zona dove c'era un'abbazia, c'era già la presenza di cittadini che venivano dal fondovalle, non cimbri, e c'è stato anche a un certo punto anche una conflittualità. Poi perché i nuovi arrivati, come sempre, entrano in conflitto con quelli che abitavano già da prima. Nel 1300 addirittura i frati hanno preferito i nuovi arrivati agli altri e hanno dato disdetta a tutti i contratti che prima avevano per coltivare i boschi, per le greggi, eccetera, con i vecchi abitanti del fondovalle, hanno disdettato questi contratti per fare i nuovi contratti con i cimbri. E quindi si è insediato, in poco tempo si è creata una comunità totalmente germanofona e che ha mantenuto viva la lingua fino al 1630 a Badia Calavena, e comunque le famiglie storiche sono quelle che sono rimaste lì per secoli e ancora oggi si trovano in questo paese. Cioè, non solo, noi poi c'è stata questa unione, no? La lingua comunque è stata un po' alla volta, diciamo, dimenticata. Purtroppo il cimbro è stato molto vivo, si è sviluppato in tutta l'Elsina, in buona parte del Vicentino, anche fino al 600, o meglio la metà del 500, stava crescendo come numero, cresceva la popolazione. Poi c'è stato un problema, perché diciamo che il motore della lingua culturale erano i preti, erano i curati delle varie parrocchie che venivano d'Oltralpe, venivano presi, scelti dalla popolazione, che venivano dalle zone del lago di Costanza, venivano da vari territori della Bassa Germania o anche più lontano, arrivavano in Lessinia, quindi erano un motore anche culturale per il territorio, per il mantenimento della lingua. E col Concilio di Trento il timore che entrassero a far parte, entrassero idee, diciamo, eretiche, idee del protestantesimo all'interno di questo contesto cattolico della Lessinia come del resto del Veneto, c'è stata un'interruzione di questo collegamento, questo legame. I preti si sceglievano sul territorio, ma i cimbri
del territorio, ma non venivano più chiamati da Oltralpe, e quindi questo ha significato un po' alla volta anche un venir meno del collegamento. È stato tagliato il cordone ombelicale con i luoghi d'origine ed è rimasto, quindi questo isolamento li ha portati un po' alla volta, poi assieme ai matrimoni misti con gente non cimbra, a far sparire, soprattutto nel Settecento, la lingua. Oggi abbiamo pochi superstiti, ancora delle reliquie viventi che parlano cimbro, ma ormai sono in via di estinzione, ed è un vero peccato, perché Istagareda, Musapa, Altan, Lentak, cioè questo linguaggio dovrebbe essere mantenuto vivo. E non solo, perché le persone del posto sentono la necessità di tenere vivo non solo il linguaggio ma anche la cultura, perché certo. Da voi abbiamo anche i trombini. Ah beh, noi ecco, i trombini, proprio in questi giorni è stato scoperto anche in un'abitazione di Badia Calavena un antico archibugio disegnato, probabilmente un disegno una pittura del 1600, che forse da lì nasce la tradizione poi di questi trombini che sono rimasti nella nostra Lessinia. Ma io ho scoperto anche, Stefano, che sono tantissimi amici che non conoscono i trombini, detto anche i pistolieri. Io sono andata ai pistolieri della Pistonieri da pistoni, che sono i pistonieri della Bazzia. No, pistonieri. Ecco, c'era ogni paese del territorio, c'era un gruppo di pistonieri che quando arrivava il momento di festa intervenivano anche all'avvento. Detta anche a trombini, guarda cosa faccio vedere. Guarda cosa, okay. Vediamo Stefano, guarda cosa ti faccio vedere sul pistoniere della Bazzia. Come mai sei così bello? Certo, per te, perché gli ospiti vanno accolti col vestito delle feste, l'unico vestito che i cimbri si facevano nella vita, quelli fortunati, e quindi gli ospiti importanti vanno accolti così. Dunque queste è tradizioni? È tradizione, questo è un modello che abbiamo ricostruito storicamente, basandoci sui i dipinti per grazia ricevuta, e risale a metà del Settecento. E dunque i cimbri festeggiavano? Avevano tante occasioni per festeggiare. A dire la verità erano un po' taciturni, parlavano poco, erano un po' selvatici, però nascevano i figli e bisogna fare con una festa, no? E questa festa era composta di balli ma anche di suoni? Cioè, perché so che c'è i trombini che... I trombini servivano per far festa, per raccogliere gli ospiti, arrivava il vescovo, la visita del vescovo era una cosa molto importante. Ascolta, oggi il gruppo che mi fai vedere sono tutti gente di Badia che comunque mantengono le tradizioni. Certo, le tradizioni dei balli, una volta non c'era l'altoparlante come adesso, ma c'erano le armoniche, gli organetti, eccetera, e si suonava nelle feste e si facevano i balli. I balli erano l'occasione per far sì che ragazzi e ragazze che abitavano in contrade diverse, che non si incontravano mai, si incontrassero finalmente. Questo vestito qua che mi dicevi che comunque era fatto apposta perché quando partono è un vestito che seguiva la... Certo, vedi, adesso permettimi Teresa, vedi che si può allargare perché la cintura è molto ampia, quindi le donne potevano metterlo anche... Si allargavano? Sia la gonna e anche il corpetto, perché quando si allattava bisognava dare spazio alla lateria. E questo è il vestito da festa? Sì. Certo. Ma allora che festa sia, no? Era un corteggiamento anche. E non solo, le donne facevano vedere la caviglia, perché facevano così, e si vedeva la caviglia, vero? Sì, hai capito. E così si festeggiava. Si facevano le feste. E si conoscevano, Mi dicevi anche questo, vero Lorenzo, che questa piuma, quella tua che ce l'hai, è una piuma pregiata perché i cimbri cacciavano. Certo, e dovevano vantarsi di quello, per vedere chi era il cacciatore più forte, più astuto, più importante, eccetera. E cacciare il gallo forcello era un'attività difficile, quindi chi riusciva a cacciare un gallo forcello maschio se ne vantava mettendolo sul cappello.
Pulisci la gola e poi? Cine fonde tasse parmacan cinci, contrin, 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 aien mahan cinci, ucananda trin, contrin, gajun. Ascolta Lorenzo, ma spiegami, che cosa strana è questa? Allora, i cimbri li chiamano Beanunfest, scioppi da sagra, da festa. Sono trombini che sono delle derivazioni dalle armi, ma non sono armi perché si spara soltanto a salve, quindi non si fa del male a nessuno. Ah, e dunque è praticamente per riconoscere, da quello che ho saputo mentre camminavo, che ogni famiglia aveva il suo, infatti vediamo che sono diversi tra di loro, no? Non ogni famiglia, perché non tutti potevano permetterselo economicamente, quindi le famiglie che potevano permetterselo si costruivano un trombino e lo tramandavano in eredità, perché non potevano ogni generazione fare i trombini, non c'erano i soldi, se ci voleva. Qua non era una cosa che uno poteva fare da solo, doveva farsi aiutare. Siccome lo sparo va puntato a terra, il trombino va puntato a terra sulla parte sinistra, quello lì si chiama sciavin, cioè schiavetto, quello che serve per proteggere le calze. Adesso mette una piccola quantità di polvere nera a grana relativamente fine, perché deve entrare nel luminello, cioè nella vicinanza della capsula dove va inserita la capsula detonante. Ecco, picchietta proprio per favorire che la polvere arrivi proprio fino al luminello dove verrà l'innesco. Ah, ok. E così sta vedendo se c'è la polvere? Sì, adesso se per caso era ostruito, con l'ago si riesce a farla arrivare proprio fino lì. Dopo si metterà la carica vera e propria, che è un bicchiere di polvere, che è a grana molto grossa. Ok. Adesso il comandante della batteria sta dando a tutti la grana fine, ecco, fanno tutti la stessa operazione e serve per favorire l'innesco. Dunque questo trombino l'hai dedicato all'arma dei carabinieri, lo stemma dei carabinieri e la Virgo Fidelis, che è la patrona. E dunque racconta la passione, ma anche la storia di una persona. Se io prendo un trombino in eredità vuol dire che io ho la vita di una persona, tradizioni. Sta dando la quantità, diciamo, che serve, vedete che è una quantità importante, sono circa 120-130 grammi di polvere, che adesso viene compressa, la sta comprimendo. Ma non rischia che di No, perché questa è polvere nera, non è dinamite. La dinamite scoppia anche per sconquasso. Se facessi così con la dinamite scoppierebbe. La polvere nera no. La polvere nera si lascia comprimere, ha bisogno di un innesco di fuoco. E adesso praticamente si tira a salve, anche perché ragazzi, qua nell'antiche delizie, da 10 giorni è nato Riccardo. Dunque oggi festeggiamo la nascita di Riccardo. Certo, il piccolo Riccardo che ha appena finito di succhiare il latte, sta dormendo, adesso lo sveglieremo con i colpi. Fuoco! 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 Che spettacolo, Stefano. Ci sarebbe tantissimo da raccontare su questi cimbri, il modo di far festa, vero? Purtroppo il tempo è poco, ci sarebbe tanto da dire, ma credo che è stato un bel servizio, un bel assaggio di cosa sono questi cimbri, questo popolo che è qua in mezzo a noi, qua nel Veneto, e magari si conosce poco, ci sono tante cose ancora da scoprire, ed è bello che queste trasmissioni aiutano a mantenere viva, diciamo, la conoscenza di questa cultura, una cultura importante che sta scomparendo, che abbiamo il dovere di mantenere viva. Ma non solo questa, perché nel Veneto noi abbiamo delle cose incredibili. Quando si parla di tradizioni si parla veramente di un mondo, vero? Guarda, il Veneto è una terra magica. Tra l'altro in termini di magia abbiamo anche tante storie, leggende, ci sono le fate, le genti beate, gli orchi, le streghe, io ne conosco tantissime che mio nonno da piccolo mi raccontava e fanno parte di questo retaggio di cultura, diciamo, orale, mandata di padre in figlio, che ha radici
antichissime, ed è veramente tutte cose belle da scoprire, e complimenti, perché queste trasmissioni penso possono aiutare a conoscere meglio e di più ciò che di bello abbiamo vicino a casa. Non solo, Stefano, guarda, quella giornata ho fatto a Badia Callavena raccontando i cimbri, ma c'è una persona in particolare, un amico in particolare che si chiama Alessandro Anderloni, molto conosciuto nel Veneto. Per quale motivo? Perché lui le tradizioni di vivi, Anderloni, no? Certo, è un artista molto importante che ha voluto rimanere in montagna, che ha fatto delle bellissime commedie, si occupa di film, di cinema. E non solo, io vorrei invitare gli amici, tra l'altro. Ed è una persona che, insomma, di cui noi siamo onorati ad avere in montagna, perché fa conoscere anche il bello che c'è del nostro territorio. Bene, cari amici, a proposito, se volete saperne di più di Alessandro Anderloni, lui dal 24 di settembre al 2 agosto in Lessinia c'è il Lessinian Film Festival. C'è un film festival molto importante, prestigioso, con film da livello internazionale, che con autori sempre su tematiche legate di solito alla montagna, al mondo dell'ambiente della campagna, ed è un momento culturale importante, perché insomma i cimbri, i popoli della montagna fanno anche cultura. Beh, certo, questo festival è a livello internazionale, come dicevi, vieni tutto il mondo, c'è gente veramente da tutto il mondo. Invito gli amici a fare un salto, perché lo fanno a Bosco Chiasanuova, sì, mi pare dal 24, dal 24 al 2 agosto, sì. Stefano, io adesso comunque saluto gli amici lasciandoli con un video di Anderloni, perché lui in questo video ci dà un messaggio importante. Noi siamo stati qualche settimana fa in teatro da lui, e il suo messaggio è proprio quello che anche tu hai detto: le tradizioni non devono essere perse, le storie vanno raccontate. Senza le proprie radici, senza conoscere la propria identità, le proprie radici, un popolo non ha futuro, e credo che noi abbiamo il dovere di tramandare ai figli la conoscenza delle nostre radici. Io saluto gli amici, saluto anche te, Stefano, ti ringrazio della tua presenza in studio con noi. E se vuoi salutare in cimbro i nostri dico amici. solo grazie a tutti, cioè Borcante in Alian e Offen dis Garbota sia guata se che nia mas usarne l'apen. Che difficile, ma cosa ci hai detto? Ma hanno detto che un saluto a tutti, e spero che queste cose siano utili a conoscere le nostre storie, il nostro passato. Lo spero anche io. Cari amici, vi saluto anche questa settimana e vi lascio con questo video, con questo che è un consiglio di Alessandro Anderloni per voi. Oggi io veramente ho girato la Lessinia e sono arrivata qua, nel cuore della vita. Sì, qua c'è la vita di una volta, ma non è nostalgia, perché noi riviviamo il passato, le tradizioni, siamo nel presente, e questa mostra ci vuole ricordare da dove venivamo. Proprio oggi che in teatro iniziamo a raccontare la storia di Santa Lucia, qui abbiamo i giocattoli di Santa Lucia, generazioni di bambine e di bambini che hanno giocato con questi oggetti straordinari. Le storie dobbiamo raccontarle noi, una storia sentita da qualcuno di vivo è diversa da una storia raccontata dalla TV. E noi le abbiamo dimenticate, la tragedia è che siamo noi che le abbiamo dimenticate, non è colpa dei bambini. Chiedi in giro che ti raccontino una storia del nostro Veneto, della nostra terra, non le sappiamo. E poi vogliamo, magari pretendiamo di difendere la tradizione della storia, iniziamo a raccontarla noi, la storia. Ecco che i bambini di fronte a questi oggetti tornano a immaginare con la loro testa e crescono bene. E quando affronteranno il mondo e gireranno il mondo, impareranno l'inglese e altre 10 lingue, si porteranno dentro la loro lingua, che vuol dire avere le radici da qualche parte. Sì, tu sai che a Verona Santa Lucia porta i doni. Ecco, stasera arriverà in scena Santa Lucia. E allora una volta cosa si chiedeva? Una brenteletta per lavare le robe, come la mamma lavava il bucato, così le bambine volevano, e naturalmente i bambini volevano la spada. Oppure Santa Lucia poteva portare anche una giostra di latta, e questo era già un regalo pregiatissimo. E questa sera Santa Lucia porterà la bambola di pezza e sciopetto, la fionda, naturalmente i confetti e i mandarini e il carrettino. Il carrettino? E io ho scritto un canto 10 o 20 anni fa, 20 anni fa l'ho scritto, e dice: Santa Lucia portami un carrettino. Fa così: Santa Lucia portami un carrettino.